Ha investito un pedone, si è spaventato e invece di fermarsi a soccorrerlo è risalito sul suo scooter ed è scappato. La polizia stradale non ha impiegato molto tempo a risalire al responsabile, un ragazzo di appena 19 anni della zona. L'incidente è venerdì sera in via Monfenera a Castelfranco Veneto. L'investimento all'altezza di un ristorante, vittima un pedone di 52 anni travolto da uno scooter. Entrambi sono finiti a terra, anche il ragazzo in sella al motociclo. Invece di soccorrere il ferito e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine, il giovane è risalito sullo scooter e si è dileguato. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco, mentre gli agenti della Polstrada, dopo una breve indagine, si sono presentati a casa del sospettato. È stato il padre ad aprire la porta ai poliziotti. L'uomo è caduto dalle nuvole, non sapeva nulla di quello che era successo, ma al ritorno a casa il 19enne ha subito ammesso le sue responsabilità. Si era spaventato anche perché non era in regola praticamente con niente, mai conseguita la patente, non aveva né assicurazione né revisione e circolava con una targa diversa da quella registrata. Per lui raffica di sanzioni oltre alla denuncia per omissione di soccorso.